Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Sicilia insieme al ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. Voglio presenziare la riapertura dei cantieri della Caltanissetta Agrigento. Per me un cantiere strategico e fondamentale per lo sviluppo del paese, più della TAV. Queste le parole di Conte. I lavori della statale 640 si erano fermati dopo le difficoltà economiche incontrate dalla CMC, la Coop di Ravenna, capofila del raggruppamento di imprese che ha vinto l'appalto. Un'avvertenza che va avanti da mesi, che si è sbloccata recentemente grazie a un accordo tra ANAS e CMC. La società pubblica committente dell'opera pagherà direttamente alcuni fornitori, che quindi torneranno al lavoro nei cantieri, che ripartono oggi. Conte e Toninelli sono accolti dall'assessore regionale alle infrastrutture Marco Falcone che afferma: dalla visita del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ci aspettiamo finalmente un'attenzione dello Stato alla Sicilia. Lo chiedono i cittadini, le imprese, lo chiedono gli operai, lo impone il buonsenso. Ed il sindaco di Agrigento Lillo Firetto afferma: la statale 640 è un'opera che una volta ultimata sarà un'infrastruttura di collegamento indispensabile con le principali direttrici regionali. Per tale ragione era partita da Agrigento la protesta dei 42 sindaci per lo sblocco di questo e di un altro importante cantiere, quello dell'Agrigento-Palermo. Ed ancora prosegue Firetto, mentre c'è una parte dell'Italia che dibatte dell'alta velocità o di strade a 3-4 corsie, qui si attende da anni che l'indispensabile diventi realtà. E di propositi di annunci ne abbiamo sentiti davvero tanti. Questa, conclude il primo cittadino della città dei templi, sia l'ultima riapertura e si dia finalmente addio ai semafori, interruzioni e deviazioni, perché la pazienza dei siciliani è stata messa duramente alla prova.